Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, mai come in queste ore vale la regola, un conto è la realtà, un conto è la sua rappresentazione, a maggior ragione se la seconda è interessata, diciamo strumentale, lievemente a volte inquinata dall'ideologia o dagli auspici di chi dovrebbe fare l'analista. A cosa ci riferiamo? Alla narrazione che aveva preso piede, complice anche un certo tentennamento, sbandamento iniziale del centrodestra, che aveva preso piede dopo il referendum, per cui eravamo già in presenza delle magnifiche sorti e progressive con l'arrivo sicuro dell'accozzaglia del Campo Largo a Palazzo Chigi. Un brivido ci corre lungo la schiena evocando l'ipotesi, e un governo chiaramente allo sbando e un centrodestra chiaramente liquefatto. Ecco, evidentemente erano un po' più auspici di tifosi che analisi. In che senso? Nel senso che oggi, forse per la prima volta in modo così palese e plastico, vengono battuti dei colpi di politica, anche geopolitica, niente affatto secondari da parte del governo. Beh, il primo, quello clamoroso, quello inaspettato, è la missione a sorpresa della premier Giorgia Meloni nel Golfo, a visitare le petromonarchie sunnite. È già atterrata a Jeddah, andrà poi anche negli Emirati Arabi, in Qatar, e l'agenda è niente meno che la sicurezza energetica e la situazione internazionale, cioè l'agenda infuocata della contemporaneità, anche per ribadire e rafforzare partnership commerciali che già il governo aveva implementato, soprattutto con l'Arabia Saudita, e ragionare insieme sulla decisiva faglia di rottura sulla sicurezza energetica che passa dal problema dello stretto di Hormuz. E questo è un colpo, nel senso che è un grande segnale sulla lucidità delle priorità di questo momento, che non sono le amanti di Piantedosi, lo diciamo subito. Sappiamo che per molti la priorità è quello che accade nel letto di Piantedosi. A me francamente da 0 a 10 me ne frega -2. Poi c'è l'altra notizia di giornata sul fronte governo, che è un altro colpo parziale, interlocutorio. È una fase in cui si procede anche per tentativi ed errori, ma perché non è che da Roma puoi decidere come va a finire l'incendio globale. Però oggi il governo ha annunciato la proroga del taglio delle accise fino al 1° maggio, una misura oggettivamente attesa da consumatori, automobilisti, cittadini, insomma, e anche l'estensione del credito d'imposta del 20% a tutte le aziende agricole. Originariamente era previsto solo per quelle del settore pesca, che è un altro provvedimento in questo momento niente affatto banale, cioè si dimostra di stare comunque sulle urgenze dell'agenda contemporanea. Poi, ultimo ma non ultimo, c'è un mai, come dire, così dichiarata apertura del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti su quel dogma che secondo qualche urocrate, qualche suo aedo mediatico, equivale a quello della Santissima Trinità, che è il patto di stabilità europeo. Ebbene, apprendiamo felicemente che per Giorgetti e per il governo non equivale alla Santissima Trinità. Sulla deroga al 3% prevista dal patto di stabilità è chiaro che la riflessione a livello europeo, se la situazione non cambia, sarà inevitabile, dice Giorgetti, e che da un certo punto di vista registra un'ovvietà, ma è un'ovvietà che non viene registrata da altri colleghi di governo europei, e quindi il nostro si segnala per lucidità. Sull'altro fronte, quello che stava per vincere, assicurarsi tutta la tavola, cosa sta accadendo sul fronte del Campo Largo? Beh, sta accadendo, ce l'ha raccontato tra gli altri il Corriere della Sera, che si stanno scannando sulla leadership che non c'è e sulla candidatura a Palazzo Chigi che non c'è ancora, ma con ipotesi fantascientifiche, tra cui quella di ripescare, usati sicuri, vogliamo essere generosi, come Pierluigi Bersani, che dovrebbe essere il federatore che evita la lotta fratricida delle primarie e porta il centrosinistra alle elezioni. Pierluigi Bersani, persona che è simpatica, diciamo, nelle sue esternazioni, ricordiamo che è colui che doveva smacchiare il giaguaro Berlusconi, e ovviamente non l'ha mai smacchiato, e che ha perso mesi
ore di diretta mortificante sul blog di Grillo a inseguire il Movimento 5 Stelle ricevendo in cambio pernacchie. Ecco, capite che se l'ideona è ripescare Bersani non ci sembrano lucidissimi da quelle parti. Ci sono poi le eterne manovre dei Richelieu de noi altri, da Goffredo Bettini a Massimo D'Alema per spostare lo scettro dalle mani di Elli, alle mani di Giuseppi, e insomma, a cosa si sta dedicando il centro-sinistra? A capire come far fuori i potenziali leader o pseudotali ripescando pseudo leader di un po' di tempo fa. Quindi, date tutte le difficoltà oggettive dovute anche al contesto internazionale, data una certa reazione iniziale un po' indifesa, un po' come dire concentrata nel palazzo il centrodestra post referendum con la commedia delle dimissioni a cascata, dato tutto questo, la realtà non è la sua rappresentazione. Il centrodestra oggi dà segni di presenza sulle urgenze dell'agenda e il centrosinistra dà segni di sbandamento, quindi è coerente con la sua storia. Grazie a tutti, vi auguro una buona Pasqua, a presto.